Amici del kart del Triveneto, bentrovati! Siamo pronti perché tra poco parte Misanino, la mitica Misanino. Terzo appuntamento della stagione 2024. È un piacere per me, Marco Muccia, commentare questa gara con voi. Al mio fianco, Josei Varela, benvenuto. Grazie Marco. E ovviamente anche Matteo Capone, grande Matte. Buongiorno a tutti. Allora ragazzi, un'aspettativa su Misanino, circuito ovviamente che conosciamo tutti, tra i più famosi, ospiterà anche finali nazionali. È una bella prova, anche perché è un circuito interessante, i ragazzi sono pronti a scaldare i motori. Un commento Jos su Misanino. Beh, sicuramente secondo me è una pista molto tecnica, ma i piloti sanno cosa fare in questa pista. Abbiamo già visto nel circuito di Affi e in quello di Chioggia di che pasta sono fatti questi piloti, e sicuramente si daranno del filo da torcere a vicenda. E intanto partiamo con la griglia. La Bronzo 2 è la prima batteria della giornata, quindi c'è Ciobu in pole position, poi Pedrana alle 17 e EP 121 a comporre le prime due file, Trivea e Andrea 2000 in quinta e sesta posizione, poi Serra e De Hub sempre con i 47 basso tempo di qualifica, poi Charles e Berto a comporre la nona e la decima posizione, poi 70 Giovanni, Mariano 89, Colima e Emi 92 con un 47 ormai alto, poi Bana, Masche in quindicesima e sedicesima posizione, poi c'è Ettore Fock e Casaz in 17esima e 18esima posizione, Mauro 84 e Mix in 48 e mezzo, poi Krishan e Fetta in 21esima e 22esima posizione, Gondola 67 e Socchi in 23esima e in 24esima posizione, poi Magic Art 08 e Diego SSDS 10 a chiudere questa batteria della Bronzo 2. Stiamo per partire per il rettilineo. Misanino sta per incominciare per tutti in questa calda domenica di aprile. Tutto è pronto, i semafori sono spenti, si parte con una buona partenza, mi sembra, di Ciobu che sta mantenendo all'interno. Grande spunto da parte di tutti, partenza ovviamente da fermo non è così semplice, però la prima curva può essere importante, prendere sempre bene all'interno, poi gran casino. Attenzione, c'è stato un contatto tra le ultime file. E sì, sarà un peccato perché perderanno sicuramente tanto tempo, e se non parti bene difficilmente puoi tentare anche una rimonta se già la qualifica non è andata bene. Vedremo se sarà una solo oppure no. Quello di Ciobu sicuramente Pedrana gli sta dietro c'è già una gran bagarre. Questa curva può essere importante. Matte, cosa ti aspetti da questa gara? Ci saranno sicuramente tanti contatti, un bel sorpasso, una pista meravigliosa, una bella cornice, ma cosa ti aspetti tu? Penso possa essere una delle piste più belle per spettacolo di questa stagione, per il semplice motivo che ci sono tante traiettorie di sorpasso, la volontà dei piloti è non concedere probabilmente l'interno delle curve, ma vediamo quanto sono larghe le curve, quindi non mi sorprenderebbe anche un sorpasso all'esterno. Tanto abbiamo già i prime 4 posizioni abbastanza consolidate e anche omologate, perché c'è un distacco importante tra Ale 17 e Serra, con una bella lotta anche dietro, però i primi 4 sembrano tenere il ritmo. Quello di Ciobu, che sta cercando di trovare il modo di staccarsi un pochino, ovviamente è tosta, però farlo già subito nei primi giri potrebbe dargli anche un grande vantaggio psicologico sugli altri. Pedrana non molla come tutti gli altri, indietro sono però un po' staccati, soprattutto dalla 20esima posizione in poi. Come vi dicevo, Trivea ha fatto un bel sorpasso, poi c'è stato l'errore di Serra, che è finito anche in nona posizione in questo giro. Ne approfittano Trivea, De Hub, Andrea 2000 e Charles. Jos, quale potrebbe essere la tua chiave? Un po' per i primi 4 e anche un po' per quelli che inseguono, perché dal quinto in poi c'è un bel ritmo costante un po' per tutti. Beh, sicuramente le prime 4 posizioni stanno facendo una gara a parte in questo momento, e volevo dire che la partenza in questo circuito secondo me è molto importante, cosa che dalla 20esima posizione in poi non è stata proprio brillante, in particolare la partenza di Gondola di Diego SSD 10, se non sbaglio, che in questo caso ha guadagnato una posizione, però non è partito molto bene.
Il bello sorpasso col contatto, però infatti ne approfitta. Era EP121 che ne ha approfittato su Pedrana, è andato cattivo all'interno, ne ha approfittato anche alle 17 per sorpassarlo e quindi cambia anche la classifica tra i primi 4. Dietro invece è bagarre totale dalla quinta posizione in poi, come dicevamo prima, però questo fa tutto il gioco di Chobu, perché può prendere e scappare sfruttando la lotta dietro, che comunque è una lotta importante perché è la lotta per il podio. Il vantaggio non è così ampio, però è stata una bella batosta adesso per Pedrana. Sì, c'è Andrea 2000 intanto che sta battagliando per la sesta posizione con Deaby. Sicuramente c'è la possibilità di vedere qualcosa in più da questi due piloti, visto che comunque avere un circuito come questo, dove sono tanti piloti rispetto al solito, perché ricordiamo che qualche batteria non la vedremo in questa gara qui a Miserino, quindi potremmo vedere tante lotte interessanti. Come questa, il tentativo di sorpasso all'interno di Ale 17 sembrava confermato su EP121, grande lotta tra i due, sicuramente stanno dando spettacolo già ora e vedremo, perché siamo soltanto al quarto giro compiuto su 12, se continueranno con questo trend. Chobu intanto ha detto ciao ciao a tutti, me Esatto, ne Marco, vado. te lo volevo dire. Chobu intanto scappa via. E scappa via come? Vediamo, perché il vantaggio non è comunque così ampio, nel senso sembra che stia lì sempre per macinare giri su giri, ma non ha guadagnato veramente così tanto. Devo dire, bravi R17, P121 e Pedrana, perché continuano a tenere quel ritmo lì nonostante sorpassi, contatti e perdite di tempo, no? Sì, Pedrana lo vedo abbastanza in difficoltà, che non riesca a tenere il ritmo dei primi tre, nonostante comunque alle 17 e P121 continuano a essere in lotta per vedere chi può stare dietro a Chobu. In questo momento però sembra avere un altro passo il primo in classifica. Devo dire, il serpentone finale è sempre molto spettacolare, sia da vedere che probabilmente anche da fare, ce lo potranno dire i piloti. Forse Pedrana ha recuperato un pochino, se non sbaglio, Ios. Pedrana ha recuperato e come, ed è attaccato e incollato ai P121 e a sua volta alle 17. Mm. Una volta che riesce... Allora, la cosa bella di questo Lungo, circuito... lungo, attenzione, lungo. È andato un vero, in pochettino fondo, lungo. Se non vero, però sbaglio, non sembra aver... non 70 sembra aver subito Giovanni. grosse conseguenze. 70 Giovanni, se non sbaglio, è andato un pochettino lungo. Aveva un po' di vantaggio. Testacoda. Brutto testacoda, mamma mia. Di chi è stato il testacoda? Chi è? Chi si è girato? Lo scopriremo tra poco. Intanto Chobu continua a scappare. E dietro... Trivea c'è? Trivea Ha recuperato così tanto? Ha recuperato così tanto dalle prime 4 posizioni, pazzesco. Bello sorpasso all'interno. La cosa bella di Misanino è che comunque la pista lunga sì, ma anche larga, permette tanti sorpassi, diverse traiettorie, poi le condizioni aiutano, perché comunque sole... poi bagarre proprio, doppio sorpasso. Mamma mia. Pazzesco all'interno, è stato bravissimo. All'interno. È stato bravissimo, mamma mia. Anche di là, primo sulla serpentone e sulla fine. Chobu è partito, però alle 17 ha subito prima il sorpasso. No, non credo sia il testacoda, penso più fosse sul sorpasso, quello che abbiamo appena visto. Però pazzesco. Anche qui, cioè, questa serpentina è pericolosa, perché se prendi male il cordolo fai un bel testacoda, bisogna fare attenzione. Però Matte, stiamo vedendo una bella lotta. Non con Chobu, però dietro si muove parecchio. Devo dire che oltre alla lotta per il podio, che sicuramente è molto più accesa rispetto magari a qualche giro fa, devo dire che anche dietro si danno da fare per quantomeno onorare una gara sicuramente più in difficoltà, però devo dire che Colima sta facendo una gran gara dietro. Anche prima abbiamo visto un doppio sorpasso e proprio per quel motivo lì abbiamo visto che il circuito, l'hanno visto anche i piloti, che il circuito è largo e possiamo vedere che i sorpassi continuano a sfornare. Sì, sorpassi ce ne sono tanti, belli, poi la pista lo consente, ovviamente ci sono un po' di doppiati anche da passare, ma guardate la polizia qui, questo è Chobu,
che è partito. Intanto qui dietro è proprio bagarre totale. Dalla quarta Sì. posizione in poi è completamente bagarre. Incredibile. Ma sai che sapete comunque già tutti che ogni punto vale, ogni posizione vale perché tutte le posizioni danno punti, o quasi. Quindi sì. anche se lotti per la 10ª posizione prendi comunque un punto più dell'avversario, può essere utile per la classifica tua e in caso tu fossi anche in una squadra, in una scuderia, vale anche poi per la tua squadra, quindi sicuramente è molto importante. Poi questi ragionamenti li vedremo molto bene anche per le prossime batterie. Tanto Pedrana ha passato il P121, vedi? C'è una grandissima lotta. Pedrana è bravissimo perché è riuscito a tornare dopo quell'errore, o meglio dopo che era stato anche preso un po' nel contatto verso inizio gara, si è riportato davanti e manca un giro e mezzo alla fine. Problemi. Perché? Ho visto infatti bandiera gialla che viene esposta. Bandiera gialla che viene esposta. Problemi per un kart che ha alzato la mano. Probabilmente un problema al motore. Bandiera gialla che viene sventolata. Giusto? Era quello parcheggiato sulla destra. Che era uscito di pista. Sì, era uscito di pista e è proprio alzato la mano come per dire che qui c'è qualcosa che non va. Poverino. Intanto stiamo arrivando all'ultimo giro, Ciobo continua a dominare. Pedrane dietro con il P121 alle 17, Trivea, DAB e Andrea 2000 che hanno spostato un pochino l'asticella in confronto di Charles, 70 Giovanni e M92, bravo 70 Giovanni a sorpassare all'ultimo. Poi arrivano man mano dalle 17 che probabilmente ci vuol provare. All'ultimo è riattaccato. Intanto Ciobu va e Ciobu vince la bronzo 2. Pedrana insegue, P121 alle 17 dietro, posizioni congelate un po' come era all'inizio, ma la gara è stata piena di sorpassi. Dietro invece un vuoto dalla quarta alla quinta posizione. Trivea praticamente ha fatto la gara quasi in solitaria cercando di gestire la quinta posizione, ha provato a recuperare ma era difficile. Poi DAB, Andrea 2000, Charles, M92 e 70 Giovanni. Poi man mano tutti gli altri con Mauro 84 e Ettore Forte. Ragazzi, bronzo 2 che ci ha dato un po' l'assaggio del circuito di Misanino con le condizioni e ci ha fatto vedere degli spunti interessanti, Matte. Sì, tanti spunti interessanti, intanto ci ha fatto comprendere al meglio questo tipo di circuito, un circuito dove conta tantissimo la traiettoria, perché comunque essendo largo basta un minimo errore per subire un sorpasso e tra l'altro diciamo che è anche abbastanza lungo rispetto ad altri, diventano anche quasi più difficili i doppiaggi. Sì, oddio, diciamo che avere non è come quelle, soprattutto essendo anche outdoor eccetera, una pista che ti permette diverse traiettorie, no? Quindi anche Yos potrebbe essere più divertente, magari anche per un pilota, perché ha più possibilità di sorpassare, se ne ha ovviamente dal punto di vista del giro, del motore, delle traiettorie fatte bene, se ne ha comunque ha diversi modi per superare gli avversari. Sì, a differenza del circuito di Affi, per esempio, che comunque è un circuito molto tecnico e anche molto stretto, il circuito di Misanino ha veramente tanto spazio per poter sorpassare. E quindi ragazzi, la classifica finale della bronzo 2, Ciobu si prende 30 punti, questa tappa di Misanino segue Pedrana che ha fatto una bella rimonta, poi EP 121 alle 17 Trivea, Deab, Andrea 2000, Charles M92, 70 Giovanni chiude la top 10 con poi Mauro 84, Ettore Forte, Serra, Colima e Berto, come dicevo punti importanti anche se arrivi 15esimo, quindi non solo. E il best lap firmato da EP 121 in 46 e 186, che è un bel tempo, devo dire, proprio un bel tempo. Ritirato Bana, che era probabilmente quello che ho visto con problemi Yos. Sì. Quindi la bronzo 2 si chiude, devo dire, bella gara. Voto alla gara del bronzo 2, Matte? Ma per cominciare, essendo una bronzo 2, io direi che si possa meritare un voto intorno al 7.
Ok, ciao Pietro, complimenti per la vittoria intanto, bravo. E niente, la prima domanda che ti facciamo è come è andata la gara, se hai dato il massimo e come se secondo te potevi andare anche più forte. Allora, sicuramente c'è un margine di miglioramento, però la gara in sé è andata abbastanza bene. Ma un po' alla fine c'era un po' di casino per i doppiaggi, però... Le condizioni della pista come le hai trovate? Allora, le posizioni della pista abbastanza formata, tenevamo molto forte. Ho girato anche stamattina ed era un po' più. Dai kart come l'hai trovato? Dalla qualifica alla gara, ci differenze? Era un cut abbastanza simile, tanto equilibrato. Bene, bene, complimenti allora. Se ci sono per la gara. La gara come è stata? Divertente, Molto divertente, molto divertente. La prima volta che mettevo piede quando sono in preparazione, sono sincero in preparazione a quello che è lo spinone i nazionali e sono venuto qua per farmi un'idea, l'obiettivo era di partecipare, poi ho visto che sono arrivato anche qua dopo un buon tempo, quindi sono doppiamente contento. Quindi sei qua per allenamento, sei il finalista allora? Sono qua, esatto, io corro per la squadra Trentino in classe 75. E allora ti auguriamo di portare a casa il titolo per noi. La Madonna, ci proviamo. Noi te lo auguriamo, tu ci provi, Ci magari. proviamo, dai, ci proviamo. Complimenti Riccardo allora. E quindi, signore e signori, siamo pronti con la bronzo 1 con Rocky Donuts che firma il 46-227, seguito da Perez, poi Veteran David 05 e Previti a chiudere le prime due file, Erikstren e Oscar, poi Nicolo Z e Ninja in 46 quasi alto, poi c'è Uber in nona posizione e GTR Gianluca Trevisani in 46 e 9, Meoni da 93 e Lupixel in 11ª e 12ª posizione, poi Zanesco Jack 46, Edo Sport e Sam 84 in 15ª e 16ª con 47 e 1, Santa e René in 17ª e 18ª posizione, poi MRK 9995 e Alex Sass in 47 e 5 come tempo a chiudere la batteria della bronzo 1. Stiamo per partire dalla bronzo 1, siamo con i migliori piloti della categoria della bronzo. Siete pronti ragazzi? Perché tra poco i semafori si spegneranno e si può partire. Vediamo chi avrà lo spunto migliore, perché la partenza come sempre è importantissima. I motori, la partenza È l'attesa. Semafori accesi. via, si parte. Abbiamo anche l'onboard, la partenza sembra pulita da un po' tutti, attenzione al treno soprattutto verso le retrovie nella zona di Edo Sport SM84, ha preso il volo Rocky Donuts, ma Rocky Donuts è partito benissimo, benissimo, grande partenza. partenza a fionda, dietro un po' più di fatica, questo può fare ovviamente il gioco di Rocky Donuts, ma vedremo che bagarre si creerà. Tanto partenza sicuramente più pulita rispetto alla batteria precedente, mamma mia che bella ragazzi, inquadratura perfetta, anche una bella qualità, bisogna dirlo, bisogna fare i complimenti alla regia. E poi abbiamo l'onboard, penso sia di Alexas, a occhio, perché comunque dietro non vedo altre cose, ci sono tanti card davanti, però tutti stanno tenendo un po' la stessa traiettoria. Eccolo, sul cambio di direzione sarà importante, probabilmente si farà la gara, chi riuscirà a prendere la curva meglio all'inizio per poi staccare come in questo caso. Alexa sarà proprio lui a staccare Santa. Bello. Annunciato bene. Poi occhio alla seconda e alla terza posizione. Veteran David e Pravite se ne stanno dando di santa ragione. Perez ha perso 2 posizioni nella partenza. Anche Eriksen ha perso un po' la posizione nella partenza. Poi dietro ci sono continui cambi di posizione, come è giusto che sia. Bisogna tentare. Poi lungo. Direttamente sull'erba. E riparte per fortuna, sì, però ha preso veramente una brutta botta dal punto di vista della classifica e non solo, anche per il resto della gara. Rocky Donuts non sembra avere un vantaggio adesso così importante, è stato veramente preso, poi scusa il passo e contro il sorpasso, mamma mia che bagarre. Wow, Veteran David 05 toccato. Era lungo e non gli piacerà sicuramente questo a Veteran David 05, che infatti è stato passato da Previti. Con Previti che ha preso la posizione, c'è stato un contatto tra loro due, arriva anche Perez da dietro.
Arriva sì. anche Perez, se la giocano loro due. Hai visto Perez col cambio di direzione come provava a farsi vedere. Dietro invece si sono creati due gruppetti, uno che parte da Oscar e arriva probabilmente a Meonida 93 e dopo c'è l'altro, quello della 10ª posizione in giù. Eccolo qui. Eccolo. Con anche continui tocchi e ritocchi. Oh. Ai, che contatti. Ui! Stavano scivolando in 3 insieme. Nessuno è uscito fuori di pista, ma anche questo è il bello dei kart. Contatti butta puro, fuori qua, però, il motorsport vero. Un po' sì, un po' sì. Non sarà contento il pilota. Veteran David intanto è giù, Veteran David è stato passato anche da Perez, che è riuscito a concludere la sua missione. Rocky Donuts invece ha preso un po' di margine, continua a fare il suo ritmo. L'importante sarà per Previti tenere quel ritmo lì. Come prima nella Bronzo 1, 4 piloti che stanno cercando di staccare gli altri. Non così nettamente come prima, ma stanno cercando di fare il loro ritmo. Matte. Sì, è una gara tra l'altro bellissima perché si sono formati dei gruppi dove è un continuo scambio di posizioni. Il primo, come abbiamo visto anche in precedenza con Chobu, Rocky Donuts sembra avere un altro passo, ma attenzione a Previti che sembra potergli stare dietro. Pensiamo poter stare dietro, ma infatti sono create due coppie. Previti è riuscito ad andare a prendere Rocky Donuts, invece Veteran David deve fare attenzione a stare bene dietro a Perez e non a perdere troppo terreno, perché dietro c'è un gruppo di 6 piloti. Previti si fa pronti. vedere, Eccolo lì. In fondo, attenzione sarà a questa la Previti. zona giusta? Eccolo! Eccolo. E lo passa! All'interno! Bellissimo, tenuto proprio bene, è stato lì con le unghie e con i denti, ha cercato di tenere il kart il più possibile e ha preso veramente bene entrambi i cordoli. Bravo Previti a prendere il vantaggio. Marco l'ha cercato e l'ha trovato all'interno della curva. Previti che ha fatto un gran bel sorpasso. Ha fatto proprio un gran bel sorpasso. Dietro invece c'è ancora la lotta tra Perez e Veteran David, che forse si sta per accendere adesso in curva 1, prova ad andare all'esterno Veteran David e poi chiudere all'interno, ma non ce la fa. E si continua con questo trend. Dietro è veramente uno spettacolo vedere come se le danno di santa ragione. Questo si può dire è il grande motorsport, nel senso quello che vogliamo vedere, quello con cui ti diverti anche nelle gare amatoriali, anche quando vai a giocare con gli amici. È questo il motorsport. Continui i sorpassi e crederci fino alla fine, e questa batteria lo sta dimostrando. Davanti Previti continua a cercare di fare il ritmo, prova a staccare un po' gli altri. Rocky Donuts sembra aver perso un po' di terreno. Sembra essere in difficoltà intanto Rocky Donuts, perché oltre a perdere qualcosina da Previti si sta facendo anche rimontare a Perez e Veteran David. Tra l'altro ho notato che Rocky Donuts sembra perdere molto nella prima curva. Curva 1 dici perde un po' di più. C'è anche Ninja dietro che si fa vedere, La prende molto larga, come se non avesse proprio trazione in curva 1, e infatti si fa acchiappare anche da Perez e da Veteran David 05. Sì. Poi dietro c'è Ninja che ha creato un po' di spazio tra la sesta e la settima posizione, tra Oscar e Meonidi 93. Meonidi 93 dopo aver superato Eriksen l'ha staccato un pochino. Dietro è rimasto con Nicolò Z e GTR, però i distacchi sono così brevi che può succedere di tutto. Come in questo caso, Rocky Donuts è stato preso da Perez. Vediamo se questo sarà il momento del sorpasso. Perez si fa vedere un attimo all'interno, forse sull'ultima invece sembra di no. Vediamo se lo accosta in curva 1, un po' più indietro Veteran David 05 e poi Ninja con gli altri della top 10. Meonidi 93 e Oscar. Meonidi 93 è riuscito anche a passare Oscar. Eriksen, Nicolò Z e poi GTR, poi l'altro gruppo di 10 piloti, anzi 9, che arriva fino a Santa, e dopo Alexas che dopo aver avuto quel lungo sull'erba ha perso troppo terreno, ma non si sta dando per vinta, sta facendo anche una bella prestazione. Occhio, forse il tentativo di sorpasso sull'interno. Questo è stato fatto invece. Mi sa che Perez ha passato di Rocky Donuts. Probabilmente Perez ha passato Rocky Donuts. Sono anche punti importanti. Sono punti importanti. Grande Misanino. Rocky Donuts nel secondo. Perez dietro. Forse in curva 1 ci prova. Va all'interno. L'ha fatto. L'ha fatto? L'ha fatto. Deve tenerlo adesso. Sì. Ci hanno tolto la telecamera in questo momento, però sembra di sì. Sembra averlo fatto. Sì. Ancora sono attaccati e sono incollati. Veteran David con Perez però. Mi sembrava di più. Intanto Previti è andato. Previti c'è. Previti c'è, è andato. Un bel gap.
Mhm. Ha preso proprio un Sembra, bel gap. Dietro invece si sono ricucite tutte le distanze. Matte adesso per raggiungere Previti come si fa? O meglio, si può ancora fare? In questo momento la vedo difficile per Rocky Donuts, che secondo me si deve preoccupare più di dietro, ma Veteran David e Perez sono in continua lotta e stanno facendo perdere tanto terreno, come possiamo vedere anche qui dalle immagini, perché Rocky Donuts ha preso vantaggio, ma c'è troppo distacco anche da Previti, che appena ha iniziato a condurre lui la gara ha condotto anche i tempi di gioco. Oh sì. Questo è un punto importante dove chi riesce a uscire veloce dalla curva in fondo all'inquadratura può fare bene e dopo prendere sembra il che, vantaggio. sembra che Rocky Donuts sia tornato parzialmente a vita dopo quel blackout momentaneo, dove era praticamente attaccato da Perez. Pare che adesso si sia rinsavito. Avete notato i dossi alla fine dell'ultima curva, no? Nel rettilineo finale? Sì, Infatti, Eh, secondo me devi stare anche attento a non prenderla troppo larga, perché è capitato già in bronzo 2. Ho notato che diversi piloti diciamo hanno rischiato di perdere il kart su quei dossi. poi perdi anche tempo quando ci vai sopra. La bravura sta anche lì. Se non sei pressato e hai modo di fare anche un po' gara a sé, come in questo caso di Previti, e anche un po' di Rocky Donuts, perché l'ha preso un po' di distacco. Se riesci a prendere bene l'ultima curva e hai modo di evitare il dosso, meglio, perché probabilmente prendi meglio il rettilineo, sei anche un po' più veloce. Quello che stanno provando anche davanti. Ninja ha preso un po' di terreno da Meonida, a sua volta l'ha preso da Oscar, dal gruppo di Oscar, GTR, Uber e Ericsson che hanno passato Nicolo Z. Intanto Veteran David e Perez sono fianco a fianco, ruota a ruota. Poi è arrivato il momento del sorpasso, del controsorpasso ancora una volta. Manca un giro alla fine. Siamo arrivati agli sgoccioli. Previti è lì. Ormai nessuno sembra più disturbarlo. Verso la vittoria. Rocky Donuts no. invece dopo un avvio complicato si è ripreso e ha continuato a fare il suo ritmo. Previti c'è! Previti c'è! Seguito da Rocky Donuts. Dietro Perez all'ultimo giro. Supra Veteran David 05 che ci hanno consegnato un'altra gara da ricordare. Poi Ninja che ha continuato con la gara del quinto posto, che fino a questo momento è un trend. Se riesci a stare lì non è che fai fatica a recuperare i primi, ma difficilmente ti fai prendere dagli altri. Meolide 95, Oscar, GTR, Uber, Ericsson, Nicolo Z, poi Sam 84, Edo Sport, Jack 46, MRK 995, Lupixel, Zanesco e via via gli altri. Altra grande gara, altra grande batteria. Bella battagliata dall'inizio alla fine dei gruppi e soprattutto tanti piloti che ci hanno provato a stare in pista e a gareggiare con gli altri fino alla fine. Vince Previti seguito da Rocky Donuts e da Perez. Matte, il tuo voto e il commento sulla gara. Previti col giro veloce in 46.055. Previti, direi che oggi è difficile trovare gli aggettivi per descriverlo, perché è stato veramente spettacolare nel modo di guidare, nella gara che ha condotto, perché partito dietro di qualche posizione, alla fine arriva davanti a tutti, conduce la gara, ha condotto in maniera strepitosa questa gara. Alla fine io direi che do 8 per lo spettacolo della gara, ma soprattutto per la gara incredibile che ha condotto il primo. Tra l'altro 3 decimi sul giro più veloce agli altri, al secondo e al terzo. Yos? Beh, se c'è una cosa da dire è che il livello indubbiamente si sta alzando. È un grande cambio già dalla bronzo 1 alla bronzo 2. Direi di sì, direi di sì. Quindi grande la bronzo 2, bello spettacolo, perché tra poco arriva anche la silver. Tanto le interviste. Allora, quest'anno è stata la prima volta che sono venuto nel circuito di Misanino e hanno modificato la prima gara e la prima curva, quindi i giri ho cercato di studiare la prima curva per affrontarla nei migliori modi. I primi giri ho cercato di capire che cazzo avevo tra le mani per studiare i miei piloti e
qualche giro ho visto che avevo del tempo, iniziato a spingere e volta che allora nella qualifica non avevo un bel feeling soprattutto nella prima destra, infatti mi buttavo verso sinistra, invece in gara mi sono trovato subito bene dal primo giro e ho capito che era un momento ho battagliato i primi giri con i primi piloti di alto livello e mi sono trovato bene. Sì, è la prima volta che corro qua, sono arrivato questa mattina, ho fatto solo un giro per le prove libere, poi subito qualificare. Sì, mi è piaciuto moltissimo, potrei dire che è una delle più belle in cui ho mai corso, mi sono divertito molto. Di sicuro curva 1, non ho ancora capito bene come affrontarla, infatti è stato quello che mi ha fatto perdere la prima posizione verso metà gara. Ne avevo di sicuro di meno, infatti mi ha staccato di un po', ma ho cercato di stare nella sua traiettoria, imparare da lui e per fortuna alla fine sono riuscito a tenere la seconda. Sì, grazie. Ciao. Allora, sicuramente ho dato il massimo, potevo fare il pelo meglio, c'è stata un'incomprensione con quello, il ragazzo che poi dopo è arrivato quarto, perché anche lui è un kart molto veloce, abbiamo battagliato, c'è scappato il secondo, che forse era la nostra portata, dopo da prenderlo sul passato se ne passa, però terzo posto va bene, tutti e due molto bilanciati, in qualifica molto bene, questo della gara forse aveva un pelo più di velocità ma si guidava un pelo peggio, però eravamo lettati. Grazie. Siamo giunti alla categoria Silver. Iniziamo a fare sul serio ancora di più di quanto non è stato fatto. Perché Misanino, categoria Silver, siamo pronti per andare a un altro giro spettacolo. Stiamo andando un po' più verso il tramonto. Vediamo se quanto potrà influenzare la condizione anche di attenzione dei piloti. Intanto Leo Di Lea prende la pole position in 46,267, seguito da Rovere, Andre 98 Ste e Chipuz che chiudono la prima e la seconda fila. Poi Roby Lol e Andre 27 in 46,5. Poi King Rollo e Ake che chiudono la settima e l'ottava posizione, quindi la quarta fila. Nico 15 e Albi 44 in 46,5 46,6, molto poca differenza qui con il giro di qualifica. Baviz e Oscar 10 che chiudono l'11ª e la 12ª, poi Tritone e Ndorl, Pablo 95 e Desta 4 in 15ª e in 16ª posizione in 46,8, Sam e Uti e Astrofab in 46,8 e 46,9, Calato, Frizzo 81 a chiudere la 10ª fila, Dallan Max in 21ª e 22ª posizione, poi Lorenzo JJJ in 23 e 24 e Rico 117 a chiudere l'ultimo in 25ª posizione in 47 e 9. Stiamo per partire. I semafori stanno per spegnere. 2, 1. Eccoci! Qualcuno forse è partito un po'. Qualcuno è partito prima. Sì. Sulla destra, grande onboard di Oscar 10 e anche gran sorpasso, anche la prima curva, può prendere tante posizioni effettivamente. Come fa Oscar 10 che l'ha presa bene, è partito dall'esterno, ha preso bene l'interno, però c'è tanta Ha rischiato qua. Bravi che non ha rischiato tanto, ma nessuno l'ha persa ancora. Intanto mi sembra che sia comunque Leo Di Lea. Brutto contatto. Tagliato un po' la strada e inevitabilmente. Sì, e non solo, perché non era l'unico se non sbaglio, erano in due andati Sì. un pochino lunghi. Leo Di Lea è partito, dietro si sta continuando a creare quel podio, però dietro ci sono stati tutti quei contatti che hanno creato un gruppone grande dietro e sarà difficile andare a recuperare gli altri. Leo Di Lea comunque continua, Nico 15 e Roby Lol hanno preso la posizione da Andre 98 Ste, poi Ake, Albi 44 su Rovere, Ndorl su Andre 27, Baviz su King Rollo e poi si crea quel gruppone fatto di Cipuz, Desta 4, Sam Aiuti e Frizzo 81. Leo Di Lea sembra aver preso già un po' di vantaggio. C'è quest'altro gruppetto sempre di altre 3 carte come è stato nelle batterie precedenti, però il margine è ancora piccolo. Ovviamente siamo solo al secondo giro, quindi è ancora un po' presto, però questo onboard di Roby Lol può farci capire molto per quanto riguarda anche la differenza di traiettorie. Yos? Sì, Marco, intanto vorrei dire grandissima partenza di Nico 15 che dalla nona casella è risalito fino alla seconda posizione. Grandissima partenza, come abbiamo già detto prima, la partenza in questo circuito conta veramente tanto.
Ora sarà suo compito cercare anche di aggredire il primo posto. Sembra avere il passo per farlo. Dietro è seguito da Roby Loll, che lo conosciamo, può far male e sembrano aver già creato un po' di distacco dal podio, cercando di accantonare gli altri. Lo direi ovviamente al suo ritmo, gli altri dovranno cercare di stargli dietro e invece quelli che sono alla fine dovranno cercare di non perdere terreno, un po' come è stato fatto prima, ma li vediamo belli agguerriti comunque. È appena iniziata la gara, ma già promette tanto spettacolo. Leo Di Lea prende bella larga l'ingresso della curva per cercare di uscire bene e di guadagnare terreno da dietro. Però Nico 15 è agguerritissimo. Roby Loll ha anche accorciato un bel po'. Bisogna fare attenzione. Matte, come li vedi? Ah, ecco Nico 15, è passato. Vedi che l'ha passato. L'ha passato. Wow. Mamma mia. Ma non finisce qua. E occhi la non bagaglia. finisce qua perché sono ruota a ruota. Questo ingresso qui sarà fondamentale. Sorpasso invece no. Lo chiude Bello ancora Nico l'esterno. 15 e si avvicina anche Roby Loll e anche Albi 44. Comunque grande partenza anche di Roby Loll, che dalla sesta casella è risalito fino in terza posizione. E anche un bel po' di contatti in tensione, perché la bagarre sta diventando importante. Favorisce anche il rientro di quelli dietro. Favorisce il rientro di chi come Albi 44 si è staccato un attimo, ma non solo. Quindi attenzione, adesso diventa molto importante anche per quelli della quinta all'ottava posizione cercare di ritagliarsi un attimo un po' di spazio e anche un po' di tra virgolette aria pulita per cercare di poi andare ad aggredire un eventuale podio. Dorl ci sta riuscendo passando Under 27, dietro invece sono un po' più staccati. Vediamo cosa riusciranno a fare. Davanti Nico 15 e Leo Di Lea, se ci sarà ancora questa grande bagarre. Intanto qua davanti ne vediamo un bel po', Oscar 10 c'è da una bella inquadratura della lotta che c'è davanti a lui, di King Rollo, di Cipuz, di Under 27 e anche di Dorl, su questo bel trenino che adesso però andrà a staccarsi proprio su questa S. E vediamo anche l'incrocio di traiettorie. Ci sono un paio di sorpassi, sembrano aver tenuto tutte le posizioni. Doppio sorpasso, Wow. sì! Piazzato in falsa, ma poi contro doppio sorpasso, anzi no! Sembra averla tenuta alla fine, se non sbaglio Under 27. No, Oscar 10, mamma mia! L'ha passato anche King Rollo, ma davanti, grande. Questo può succedere quando battagli in un circuito del genere, che ti dà lo spazio di creare questi scontri. Attenzione a Leo Di Lea. Under 27. Leo Di Lea ha commesso Di Lea? un errore, è sceso in quinta casella. Aia. Roby Loll ne approfitta come rover e Albi 44. Sono i 5 lì davanti, no? Quel trenino che sta cercando adesso di trovare un po' di ritmo quando siamo quasi a metà gara. E già ne abbiamo visto un bel po'. Sì, la regia si è persa in quella bellissima lotta a metà classifica, a metà graduatoria, però c'è anche da dire che davanti è stato un giro comunque infernale, comunque di lotta, mentre a gioire in tutto ciò è Nico 15. Gioire ancora presto, ma effettivamente sì, sta prendendo un bel distacco. Under 27 passa anche Ake, ma dietro sono agguerritissimi. Guardate che bel trenino di kart, che peraltro, come vedevamo prima, le lotte anche nelle retrovie si fanno belle agguerrite, perché doppio sorpasso, triplo sorpasso e contro sorpasso abbiamo visto prima, è stato un bello spettacolo. Nico 15 e Roby Loll continuano a corrovere. Under 27 però sta recuperando un bel po' di caselle, ed è quello che dicevamo prima, l'importanza adesso di cercare di farsi trovare pronti. Staremo a vedere se ne avrà anche per raggiungere i primi 5, mi sembra un pelo più difficile. Roby Loll adesso cosa deve fare Jos per cercare di raggiungere Nico 15 secondo te? Tanto le traiettorie belle pulite, anche molto strette. Esatto, deve evitare, intanto siamo appunto on board con Roby Loll, deve evitare appunto di prendere quel grosso cordolo in curva 1 che gli ha fatto perdere un po' di tempo, un po' di metri su Nico 15, ma deve copiare tutte le traiettorie di Nico 15 per stare al passo. Poi c'è anche un po'... Lo aiuta un po', lo aiuta alla fine a avere il punto di riferimento davanti, quello di Nico 15, ma dopo sai regolarti, sai osare, guadagnare un pochino. Forse sembra riuscirci Roby Loll in questo caso, lo vediamo forse sempre un pelo più vicino, Matte. Più vicino, ma sembra che in questo momento Nico 15 sia in gestione della gara, anche perché Roby Loll si deve guardare soprattutto alle spalle, visto che sono tutti attaccati, mentre continuano a prendere quei dossi che fanno perdere comunque quei pochi decimi di secondo, ma che comunque sono fatali alla fine della gara, mentre lì ci riprova. È vero che se sei anche attaccato
soprattutto nell'ultima curva, devi prendere l'ultima curva stretta per cercare di non farti attaccare lì e cercare di non farti accompagnare all'esterno, e per forza lo vai a prendere quello, soltanto per male lo prendono tutti. Oscar 10 rischia di farsi passare all'interno, poi però chiude bene dall'altra parte e Andre 98 Ste ne approfitta dal nulla, così come ti trovi all'improvviso che ti passano da sinistra a destra. Invece Robiol deve fare attenzione dietro, però ci sta per essere anche una bella bagarre tra Andre 44 e Leo Di Lea. Invece Nico 15, se per gestione gara Matt intendi schiacciare il piede sull'acceleratore, hai proprio ragione, lo sta facendo veramente bene. Cipuz dietro ne approfitta, settima casella, passa Ake. Dietro invece nelle retrovie, dalla 16ª in poi, un giro completo senza sorpassi. Però vediamo, perché probabilmente stanno scaldando per eventuali mosse un po' alla disperata per cercare qualcosa negli ultimi 2 giri. Intanto Rover sembra vicinissimo a Robilol. Sì, è vero, è vero. E non solo, poi dipende anche dalla curva, perché magari qualcuno un po' più veloce nell'uscita, qualcuno nell'entrata. Questo è un bel sorpasso invece, preso bene. Quando rischi di prendere la curva un po' troppo larga, dopo vieni infilato. Le prime 5 posizioni rimangono ancora invariate. Invece era Andre 98 Ste che ha passato anche Ake dopo il sorpasso prima di Oscar 10. Sta facendo una bella rimonta. Marco, Nico 15 è totalmente in gestione della gara. Come abbiamo già detto in antecedenza, la partenza fa un grande lavoro e Nico 15 Sì. adesso non si guarda più le spalle, pensa solamente a portare la vittoria a casa. Ritmo forsennato, non è un vantaggio gigantesco, perché anche negli anni scorsi ne abbiamo visti veramente di robe incredibili, ma sta facendo veramente una grandissima gara, grande gara. Dietro invece può succedere di tutto, manca un giro solo. Ultimo giro, Nico 15 al comando. Vediamo cosa si inventeranno gli altri. Forse c'è un tentativo di sorpasso di Rover su Robilol, all'interno invece no, perché Robilol sembra coprire bene. Vediamo che traiettoria sceglierà, perché ormai deve andare solo in gestione, manca solo un giro, e arrivare a battere Nico 15 sembra ormai questione chiusa. Rovere e Albi 44 e Leo Di Lea a cercare di vedere anche cosa faranno, se non di cercare una mossa disperata. Si sta attaccando qualcuno dall'esterno, probabilmente è Rovere. Sono Bilol che tiene bene l'interno, invece lo chiude bene, no, perché viene attaccato, ma l'altra curva a sinistra invece lo può aiutare. Forse l'ultima parte tiene ancora la posizione, mi sembra Robilol, però qualcuno si è infilato da dietro. Le posizioni non sono rimaste invariate. Nico 15 intanto, la penultima curva, l'ultima curva, Nico 15 va a chiudere come prima posizione la batteria della Silver, poi Robilol, Rover, Albi 44 e Leo Di Lea, che nonostante un po' di farsi vedere e non farsi vedere sono rimaste a posizioni invariate. Andre 27 sesto in solitaria, poi Cipuz, Andre 98 Ste, Ake, Oscar 10, Dallan, Pablo 95, nessun sorpasso nell'ultimo giro, tranne quello in 21esima posizione di Lorenzo 00 su JJJ. Pazzesco, altra gara emozionante alla fine, però il vincitore è uno solo, il podio è stato creato. Ragazzi, altra grande gara. Sì, la lotta finale tra Robilol e Rover è sicuramente da far vedere e rivedere, perché è stata bellissima. C'è anche da dire che paradossalmente Robilol ha preso il cordolo nelle ultime curve, ha rischiato di compromettere il finale di gara, ma c'è da dire che paradossalmente è stata la sua fortuna, perché ha mandato largo anche Rover e allora in quel modo, con una furbata delle sue, è riuscito a portarsi a casa la seconda posizione. Sì, diciamo che era mossa che ci sta, perché stava per essere attaccato all'interno, è stato bravo a tenere invece dopo quella doppia curva a destra, a tenere invece subito sulla curva a sinistra e poi tenersi quel vantaggio. 45-996, il giro veloce di Nico 15 in gara, ha dato 3 decimi a Robilol e ovviamente poi anche a tutti gli altri. Vittoria meritata perché ha saputo tenere un grandissimo passo, Yos. Sì, grandissimo passo di Nico 15, partito dalla nona casella e veramente gara magistrale. Gara magistrale, tra poco li sentirete, i protagonisti di questa gara della categoria Silver ai microfoni. Per gli amici Carte del Triveneto, la Silver si è appena conclusa. Gran vittoria di Nico 15. Ok, siamo fuori casa, terzo posto, complimenti. Da Biella a Misano.
si porta a casa un terzo. Le condizioni della pista come le trovate? La pista qua è cambiata tanto. Sembrava, quando picchiava tanto più sole, sembrava molto meno scivolosa. Adesso mi trovavo molto meglio, con un po' più di fresco, a picchiarci un po' di più, ero un po' più contento. Occhio dietro, sembrava molto più veloce Nicolas, ma Gazzola cambia marcia. Ok, Nicola, ciao, complimenti per la vittoria intanto. Grazie mille. Allora, com'è andata la gara? Potevi andare più forte? Fantastico, sì, volendo potevo andare ancora un po' più Possiamo forte. andare più forte, giusto? No, è andato tutto bene, dai, viste le qualifiche che sono partito nono, soluzione. Ok, dal nono al primo di Non la trappola. prima, non è andata bene. Non male. È stata una bella gara, molto forti, molto forti. La pista come l'hai trovata? Fantastica, bellissima, bellissima. Perfetta. Sì, sì, sì. Da nono al primo. È veramente, no, è veramente un bel circuito, veramente un bel circuito. E poi con la MotoGP là dietro. C'è il suo facile adrenalinico. Il campo come l'hai trovato della qualifica alla gara? Allora, molto migliore quello della gara, fortunatamente, e comunque dai, insomma, i qualifiche sono andate così, La gara è andata con del tasse. sì, dai. Ok, e sei divertito? Gara monotona? Certo, divertito. Monotona vinto? No, niente. Quando fatti da nono arrivi primo, non ti Sembra puoi bello. annoiare. Guarda Marco Seco! Un saluto e un ringraziamento a Marchesani, numero 1. Salutiamo, Pesani. Certo. Ok, perfetto, grazie mille. Grazie complimenti. mille. Alla prossima. Saluti, saluti. Ci siamo. Are you ready? Sta per partire la batteria Gold. Gli amici delle carte del Triveneto, Misanino. Siamo pronti per la categoria più prestigiosa, più agguerrita, quella che decreterà il vincitore di Misanino e tante altre cose, ovviamente. Noi siamo carichissimi perché il circuito ovviamente ci piace e piace, l'avete anche ascoltato dalle parole dei piloti, ma la bagarre che abbiamo visto è stata molto interessante e quindi siamo pronti. Matte, Jos per la batteria Gold. Prontissimi, Siete pronti? prontissimi, carichissimi. Il livello, io mi aspetto un livello veramente molto alto. E quindi Rossi 96 ti caccia un 46 e 0,30 per la pole, seguito da Dennis Crimila più lì vicino a pochi millesimi. Smi 28 e Burnout a chiudere la prima e la seconda fila, poi Wonder e Agio con 46 e 1, mica tempi tanto male. Esbuda e Pips 93 sempre in 46 e 1, poi Cenez 2,16 e Giro 94 HC i primi in 46 e 2 e stiamo parlando della nona e della decima posizione. Scorpion e Matty Pry 11 e 12, poi Maran e Elianto che comunque hanno firmato il tempo in 46 e 3 e 4, Vendra e Piccolomone in 46 e 5, quindicesimo e sedicesimo, poi Fonti e Edo 177, seguiti da Maietto e Nico UK, 19esimo e 20esimo, comunque sempre in 46 e 6, seguiti da Gino 21esimo e Alex 07, Super Giro in 46 e 9 e Emil Thomas in 47 e 0, ultimo 25 Matteo 008 in un onesto 47 e 110. Ma questa è la batteria Gold, stiamo per partire, la partenza è la cosa più cruciale, l'abbiamo capito, vedremo come reagiranno i piloti. Il semaforo sta per accendersi, 5 secondi all'inizio, tutto è pronto per l'onboard di Scorpion per vivere questa partenza molto veloce di Chen 16 che poi si mette subito all'interno. Bravo Rossi 96 a partire, poi a chiudere lo spazio di possibile sorpasso Dennis Crimila che però prende bene la traiettoria, seguito da Smi 28, poi Burnout e tutti gli altri dietro, non grandi contatti. Questo può aiutare tutti i piloti a tenere un po' di margine di distanza non troppo alto anche dalle prime posizioni, per cercare anche magari l'impossibile, non si sa mai delle retrovie cosa può succedere. Tanto sorpasso forse dall'esterno, io ho visto almeno un doppio sorpasso clamoroso, adesso lo scopriamo se la grafica ci dà ragione, però intanto i primi sono partiti tutti a trenino, questa curva può essere importante ma molto puliti, tutti a correre in modo molto pulito, nelle retrovie un po' di contattini e poi ha perso anche terreno un kart, vedremo di chi si tratta. Intanto chiude il primo giro Dennis Criminal chiude il primo giro. Contatto! Proprio lì. Mamma mia, questo farà perdere tante posizioni. Dietro invece Smi 28 non si perde d'animo, cerca di stare attaccato. Wandreaggio sono Burnout, Sbuda dietro, Giro 94 HC che è andato avanti,
Pips 93 invece dietro. Piccolomone, Maran e Edo 17 passano Matty Pry, e Matty Pry, Scorpion, Elianto, Channel 16 e Vendra che hanno avuto un po' di difficoltà. Tanto ragazzi, buona partenza, ma tutti a correre in modo pulitissimo, a cercare subito la traiettoria ideale. Vedremo anche, perché probabilmente i tempi, soprattutto rispetto alle ultime gare, probabilmente ne beneficeranno. Difficoltà per Scorpion, che è partito 11esimo, ora si trova 14esimo. Tra l'altro notavo che anche Super Giro, dopo la grande gara di Affi, non sta trovando confidenza col circuito. Vedremo sì. Scorpion intanto col suo onboard, i primi due stanno scappando. Dennis Criminal e Rossi 96 stanno scappando, avranno fatto 2 giri pazzeschi sicuro per cercare di creare questo vantaggio tra gli altri. Dietro invece c'è un bel terzetto di Smi 28, Wonder e Agio, e poi la carovana con questi contatti. Anche questo interessante, bello il sorpasso invece nella posizione più o meno sulla 15esima e la 16esima, però stiamo vedendo anche qui una gara interessante. Davanti però Dennis Criminal è andato e cerca di scappare, Rossi 96 subito dietro, Wonder e Agio passano Smi 28, con Wonder che sembra aver preso un po' di margine per cercare di puntare anche a qualche posizione un po' più nobile del podio. Yos, cosa secondo te? Devo dire, per il momento batteria che sta rispecchiando le aspettative. Sono nomi che comunque già conosciamo, come Rossi 96 oppure anche Emil Thomas. Comunque sono tutti nomi che già conosciamo, abbiamo già visto ad Affi e a Chioggia. Questo sì, assolutamente. Poi campionato è appena partito, oddio, appena no, sono già state 3 gare alla fine, ma vedremo, perché tutti vogliono competere, ogni gara fa storia a sé, come questa. Dennis Criminal, avete visto come ha preso l'ultima curva di cui parlavamo prima, no? nelle batterie precedenti, come ha preso poi il rettilineo, in modo molto pulito. Poi ovviamente questo te lo puoi permettere quando hai un bel po' di margine e cerchi di fare tempacci sul giro. Rossi 96 segue subito, Smi 28 e Sbuda passano Agio, lì probabilmente si creeranno le vere battaglie, come quelle di Giro 94 HC Piccolomone su Burnout, Scorpion che prova a recuperare un pochino, Pips 93 anche, non ne beneficiano Maran e 177. Dennis Criminal è partito, Wonder sta attaccando Rossi 96, è lì attaccato. Scorpion intanto lo vediamo perché c'è un po' di bagarre dietro, questo forse è il momento di poter attaccare, forse sull'interno, no, si stacca un attimo, poi sul rettilineo Maran aveva passato Burnout, non me ne ero accorto. No, è Piccolomone, ha perso un sacco di terreno Piccolomone. È uscito maluccio Scorpion da curva 1, ha perso un po' il contatto da Burnout, però adesso comunque questa parte del circuito riprende contatto. Guardate come si avvicina, sì. Guardate come si avvicina Scorpion. Si avvicina molto. Probabilmente la prossima sull'uscita a sinistra potrebbe essere il punto buono. Qui cerca di uscire veloce, guadagna un po' di terreno ma non abbastanza. Poi a un certo punto si perde completamente la telecamera e si riparte con il rettilineo, con Dennis Criminal che non ha più così tanto margine. Wonder passa Rossi 96, Wonder passa Rossi 96 e dietro sono tutti molto attaccati. Da Smi 28, Agio, Sbuda, Maran, G94 HC, tutti molto attaccati. Può succedere qualsiasi cosa in ogni momento della gara. Matte, grande gara fino a questo momento di Wonder, che sta scalando di posizione in posizioni. Intanto si trova però alle spalle di Dennis Criminal, che sembra aver creato un mezzo vuoto tra lui e i concorrenti. Sembra aver creato sì un mezzo vuoto, veramente. Poi c'è questa cosa che abbiamo visto e continua a essere anche nella batteria Gold: i primi 4, una volta che trovano la loro dimensione, che sia un quartetto che sia un quintetto, prendono, scappano e non si fanno più recuperare. Smi 28 deve aver fatto un giro da paura per essere arrivato comunque con i primi 3, perché non era così scontato. Lo vedremo. Semplicemente credo che con tutti questi buchi possano imprimere il loro ritmo gara, che è anche il ritmo che hanno provato in qualifica, e quindi probabilmente si trovano anche più agevolati nel scappare chi si trova davanti.
Vedremo se la lotta tra Agios, Buda e Maran provocherà qualcosa. Intanto prendono tutti molto bene le curve, molto puliti. Stanno dimostrando anche una bella qualità. Contattino per cercare l'ingresso sull'interno, ma poi lì è difficile creare il sorpasso. Dennis Criminal, Wonder, Rossi 96 e Smi che creano il primo quartetto. Devo Agio dire, con Esbuda e Maran. Marco, devo dire una cosa, che Dennis Criminal, guardate come prende bene la curva 1, va in trazione in un modo fantastico e allunga sulla seconda posizione. Penso a te. Basta veramente poco, no? Qualche punto particolare su cui ti puoi concentrare, dopo bam, gli spari quella tua qualità che può crearti, soprattutto se sei davanti, quel vantaggio necessario anche per tenere tutto il resto della gara. E se continua così difficilmente può essere preso, anche perché manca veramente poco alla fine. Dietro Wonder, Rossi 96 e Smi sembrano un po' innocui, ma si stanno probabilmente scaldando per la battaglia finale, perché mancano pochi giri. Che pulito Dennis Criminal, sempre seguito dagli stessi tre, stessa posizione. Poi Agio con dietro Esbuda e Maran. Maran probabilmente è stato per attaccare Esbuda, gira l'inquadratura. Stiamo andando ancora su Dennis Criminal. E poi Wonder, Rossi 96 e Smi sempre lì. Eccola la bagarre qua dietro. Vediamo il sorpasso, c'è stato, credo, tra G94 HC e Maran o con Scorpion. E poi tutti gli altri dietro. Qui diventa difficile anche, cioè per cercare bene il sorpasso devi veramente uscire bene da quella curva, se no perdi velocità e non ci arrivi l'altra curva poi a prenderti qualche vantaggio, perché poi quello davanti è tanto spazio per poi ritirare dopo. Sì, infatti alcuni piloti la prendono veramente tanto esterna quella curva per poi entrarci bene e rimanerci poi, perché è una serpentina alla fine, quindi per avere anche un po' quel pochettino più di trazione che ti fa avvicinare alla macchina che sta davanti a te. Esattamente. Penultimo giro, nella pancia del gruppo sono viste ancora poche cose, però questa è l'occasione per cercare di azzardare. Ma azzarderanno o gestiranno? Perché come abbiamo visto, come sapete tutti, ogni punto è importante e vedremo cosa succederà. Intanto al momento sembra molta gestione con qualche timido attacco se ce n'è l'opportunità. Stessa cosa davanti per quanto riguarda anche nelle retrovie nella pancia del gruppo, Matte. Ultimo giro per Dennis Criminal. Ultimo giro per Dennis Criminal, seguito a treno con gli stessi distacchi dagli altri 4 dietro. Stessa cosa fino alla 10ª posizione, fino a che Piccolomone non ha passato il burnout. Gara molto lineare dopo la partenza, alla fine di grandi sorpassi, o meglio grandi bagarre non ce ne sono state, come abbiamo visto nelle altre batterie. Da segnalare sicuramente poi il sorpasso di Wonder, che si è presa la seconda posizione e in questo momento non sta rischiando neanche più di tanto, anzi inizia anche a creare qualche distacco importante. Dennis Criminal passa l'ultima curva e vince la categoria Gold di Misanino, seguito da Wonder, Rossi 96 e Smi 28 che ci ha provato fino alla fine, fino alla penultima curva. Poi Agio, Maran, Esbuda, Giro 94 HC e Piccolomone con quel sorpasso che abbiamo visto dall'onboard di Scorpion nel momento giusto. Quello era quello che accennavamo prima, il momento in cui aspettare l'errore dell'avversario poi attaccare, è stato quello di Piccolomone. Abbiamo visto anche qui una gara molto interessante. Yos, il commento a caldo sulla vittoria di Dennis Criminal, seguito da Wonder e Rossi 96. Beh, grande gara di Dennis Criminal, e la differenza l'ha fatta la traiettoria che prendeva in curva 1 e anche nell'ultima curva, perché usciva molto bene senza prendere il cordolo e quello ti fa guadagnare veramente tanti metri. Quindi grande gara di Dennis Criminal, poi Wonder e Rossi 96 a chiudere il podio. E adesso però bisogna dirlo, ragazzi, 45.662 di best lap di Wonder. Mamma mia, 45.662, tanto che gli vale anche l'aver preso tanti punti quanto Dennis Criminal che è arrivato primo. Veramente garone di Wonder, seguito poi da tutti gli altri anche verso la fine. Matte 008 chiude, peraltro con tempi non tanto distanti anche da Alex 07. L'ha fatto quasi meglio in gara che in qualifica, ragazzi, quasi meglio in gara che in qualifica. Alex 07, Maietto, Emil Thomas, Gino Fonti, Channel 16, Nico UK, Super Giro, Edo 177. Matte, commento a caldo tuo per la categoria Gold. Una gara che ha, come dicevamo durante la manifestazione, una gara che ha rispettato le aspettative.
e devo dire che è stata una gara molto interessante dal punto di vista della classifica, mentre ora arriveranno le interviste e poi la premiazione. Con le premiazioni di questa gara importante. Eccole qui. Il kart invece trovato differenza tra la qualifica e la gara, molta differenza. Anche se ho passato Meglio pista in gara. in gara. È stato meglio in gara, quindi ha fatto un passo in avanti, diciamo. La gara come è stata secondo te? Divertente o monotona? Bene, dai, un po' terzo posto, complimenti allora, grazie alla prossima. Dennis, complimenti. Grazie. Poi uno, primo classificato, quindi primo di giornata. Bene, come è andata la gara? La gara è andata benissimo, direi, lo dice la posizione, però peccato ho fatto la partenza bene, ho cercato di scappare subito perché conosco i miei avversari, quindi ho detto qua è il caso di andarsene e così è stata, ho preso quei 15 metri e non sono più riusciti a prendermi. Come l'hai trovata? La condizione della pista adesso era un po' più fredda rispetto alle qualifiche e quindi secondo me è per quello che si sono anche abbassati un po' i tempi. Infatti abbiamo visto che oltre al fatto di essere una categoria superiore, quindi sicuramente prestazioni migliori da qualche volta, anche i tempi sono Ci siamo passati anche per la pista più fredda secondo me. il kart invece come l'hai trovata? La differenza tra qualifica e gara? In realtà no, non ho trovato differenza, il tempo più o meno ho cambiato di un decimo, quindi Poi il tempo pesante, non lo so. gara divertente, monotona? Beh, divertente perché mi sono divertente, ero da solo quindi non ho avuto modo di... Sì, però ho cercato di mantenere il passo e mi sono divertito a vedere il tempo che era sempre uguale, il martello. Grazie per il martello. Bravo, complimenti Dennis. Grazie. Mille, alla prossima. Ciao. Pronti per accogliervi al podio con la bronzo 2 qui qua. Andiamo al terzo gradino del podio. Per la bronzo 2 terzo classificato è Riccardo Pivetta. E nella sua categoria Riccardo riceve il premio anche del best lap di gara 46-186, l'uomo più veloce della gara bronzo 2. Secondo classificato della categoria con il merito di essere stato bravo, ma è un pilota di casa per noi, contentissimi per Marco Pedrana, team principal della squadra Glock, che qui da noi sta portando avanti un lavoro importantissimo con i ragazzi giovanissimi, complimenti. E adesso il premio va a vincere la bronzo 2, si era già confermato questa mattina nella nostra gara, l'ho già battezzato così, è il rookie dell'anno del Misanino, Pietro Ciobu. Recap del podio, bronzo 2, terzo classificato Riccardo Pivetta, vice campione di categoria Marco Pedrana, vince Pietro Ciobu. Terzo classificato Edoardo Pettati. Per la categoria bronzo 2 era riuscito a tenere per un po' anche la testa della corsa, si è trovato di fianco un cliente scomodo, ma super complimenti per la bellissima gara a Riccardo Donazzan. Un altro
pilota di casa per la bronzo 1, la tuta Alfa Tardi, ci dice che anche uno dei nostri piloti Endurance 46055 non mi ha contattato per il 45, ha comunque stravinto la gara Kevin Previti. Eccoli qua, categoria bronzo 1, Edoardo Bettati per la medaglia di bronzo, vice campione Riccardo Donazan, vince Kevin Previti. Best lap di gara per il vincitore, Kevin fa full set 46055. Categoria silver per proseguire nel cerimoniale del podio qua al Misanino, amici del kart Triveneto, tappa Romagna. Tocca a voi ragazzi. Terzo classificato è Riccardo Rovere. Secondo classificato, per un attimo ci avevo quasi sperato che sarebbe diventata una gara al fotofinish, poi davanti si è messo a fare da matto, ma complimenti per aver chiuso benissime le traiettorie. Vice campione per la Silver, tappa Misanino è Roberto Tiozzo. E ti sei consumato il bonus di aprile, quindi ciao, a posto. Tocca al vincitore, una gara strepitosa, l'avevamo chiamato quel crono a 45, è stato così, sarà full set anche per lui. Per la categoria silver, amici del kart Triveneto, tappa Misanino, vince, stravince Nicola Smania! No, aspetta perché... Oppure non ho capito io come funziona da voi, però... Riceve il premio anche del best lap di gara in 4.5.996, anche il giro più veloce. In stile Previti, doppio premio, vittoria e giro. La storia delle nostre gare. Adesso ragazzi, con cronometri che sono strepitosi, siamo andati a 45 nella categoria Gold con Simone Girolamento, siamo andati a 45 con Nicola Marangon, siamo andati a 45 anche con Davide Smiroldo, quindi è stata una gara velocissima, siete stati strepitosi, ma per i gradini del podio solo 3 nomi posso chiamare. Per il terzo gradino del podio 4-5 830 la medaglia di bronzo della categoria Gold è Nicolas Rossi. Andiamo alla consegna del premio e procediamo in direzione del primo gradino del podio. Andiamo allora adesso seconda posizione. Ci era sembrata una gara noiosa che si poteva essere conclusa già al primo passaggio della curva numero 5. È stato lui a farci capire che il leader della corsa avrebbe dovuto fare i compiti fino alla fine. Si porta a casa lui il doppio premio perché è la seconda posizione la sua, ma è l'uomo più veloce della giornata. Vice campione assoluto di oggi è Edoardo Sassi, 4.5.662. Lancette del cronometro piegate dal nostro Edoardo, eccolo lì il doppio premio. Adesso a testimoniare il fatto che con l'allenamento poi possono arrivare anche i risultati,
gli abbiamo fatto trovare la pista praticamente allagata per l'Iron di ieri sera, lo abbiamo sbattuto in mezzo ai leoni del Misanino, non si è vergognato, vince, stravince gli amici del Kartri Veneto, Denis Gazzola! Della finale gold, terzo classificato Nicolas Rossi, vice campione con best lap assoluto di giornata Edoardo Sassi, è lì l'uomo con la barba, dice vinco io, 4-5-910, Denis Gazzola! A colpi di un punto chiamiamo sul podio del Misanino come best team di giornata Smeriglio CTR. Prego ragazzi. Adesso se abbiamo fatto i conti giusti non andate a indagare. E dopo le premiazioni è tutto, grazie di essere stati con noi, gli amici Carte del Triveneto, da Marco Muccia, Matteo Capone e io sei Varela, che abbiamo raccontato le batterie di Misanino. A presto, prossimo appuntamento, Pista Verde e non solo.